Sul dossier Sardegna Centrale consegnato nei giorni scorsi al prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi serve un'alleanza tra sindaci e mondo produttivo per uno scatto di orgoglio da parte di tutto il territorio. Quanto scrive in una nota Giovanni Bitti, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, un documento in cui si elencano le tante difficoltà che gli imprenditori incontrano per svolgere la propria attività in un territorio che sconta anni di ritardi di sviluppo che la politica ad ogni livello non ha saputo risolvere. Nel dossier, scrive in una nota il presidente Bitti, abbiamo evidenziato alcune priorità: migliorare il contesto in cui operano le imprese, più investimenti per sanità, scuola, trasporti e viabilità interna, indispensabili per garantire pari diritti a chi vive e lavora nella Sardegna centrale. Per il presidente Bitti occorrono infrastrutture e servizi fondamentali anche per spianare la strada alla realizzazione in Sardegna dell'Einstein Telescope. Non si può pensare di dare risposte ai problemi delle aree interne con interventi una tantum del tutto insufficienti per invertire la tendenza. Servono invece politiche strutturali e strumenti specifici per la Sardegna centrale, quali la fiscalità di vantaggio da decenni promessa in ogni campagna elettorale. La nostra preoccupazione è stata condivisa da molti sindaci, da diversi rappresentanti di istituzioni locali e mondo associativo. Il nostro grido di allarme è stato raccolto con grande sensibilità dal prefetto Dionisi, che anche in occasione della festa della Repubblica ha sollecitato tutti a difendere il territorio e a lottare per migliorarlo, renderlo al passo con i tempi, portarlo a livello delle altre realtà in Sardegna e nel continente. Registriamo invece il silenzio assordante, né nuovo né inaspettato, del Presidente della Regione Cristian Solinas e del Consiglio regionale, che a parte qualche rara eccezione ha ignorato per l'ennesima volta la denuncia giunta dalle forze produttive e dalle istituzioni locali del Nuorese, conclude il massimo dirigente della Confindustria della Sardegna Centrale.